Adesso vogliamo vedere che finiture possiamo dare per poter darvi la possibilità di scelta. Lo dividiamo in 4 e vediamo le 4 diverse possibilità. Allora, qui lo lasciamo naturale, così vediamo le sue prestazioni. Qui daremo il Savondo, lo diamo con una spugna, un prodotto assolutamente naturale. È solo sapone in pasta, sapone di Marsiglia, ne spalmiamo una piccola quantità, questo dà una copertura, un riempimento totalmente trasparente, una leggera lucidità, ma soprattutto è piacevolissima al tatto. Ecco, il muro naturale sta assorbendo la giusta quantità di sapone che serve proprio da barriera a eventuali macchie o sporcizia o un po' d'acqua che dovesse andargli sopra. Che profumino di pulito! Allora, questa operazione di pulizia, come vedete, dà anche un bel aspetto e rende più lucido l'effetto. Si fa quando il sapone è praticamente asciutto e dà una buona protezione, una buona idrorepellenza. La seconda finitura possibile è la nostra cera del vecchio. Questa ha le stesse caratteristiche di naturalità, ma ha una maggiore capacità protettiva e lucida un pochino di più. Vediamo, Andrea. Abbiamo sempre poco materiale e non è necessario abbondare quello che il prodotto assorbe. Facilissimo, adesso ancora un passaggio, la cera è un pochino più lucida del sapone e ha un po' più di idrorepellenza, quindi una scala gradiente di valori di protezione e di idrorepellenza, ma entrambi facilissimi da applicare e assolutamente naturali. Ecco, può essere necessaria una vera protezione all'acqua, una doccia, una cucina, allora dobbiamo ricorrere a vetro. In questo caso lo daremo diluito, 8 parti di acqua, 2 parti di vetro la prima mano, perché essendo un prodotto molto assorbente gli diamo una preparazione. Qui il prodotto viene completamente assorbito, ma serve semplicemente come protezione per la successiva applicazione di vetro. Allora adesso qui siamo pronti per dare una mano di vetro puro e vedere l'effetto finale anche di questa finitura. Vediamo che non assorbe più perché abbiamo dato una mano preventiva di isolamento. Allora, vetro lo mettiamo sul muro naturale solo quando è strettamente necessario, perché perde le sue caratteristiche di naturalità, perché il vetro è una resina trasparente. E questa dà garanzie di totale resistenza ad acqua e a qualsiasi altro agente. Veniamo in qua, qui abbiamo la cera è un prodotto naturale, è una cera d'api mescolata a saponi, questa anche ha una buonissima idrorepellenza, però vediamo che c'è qualche piccolo assorbimento, quindi sicuramente non è consigliabile se dobbiamo fare un box doccia. Veniamo ancora più in qua, qui abbiamo il sapone naturale, anche questo è naturale, qui abbiamo ancora qualche assorbimento in più, ma abbiamo un pochino di lucidità in meno, quindi la variabile è in questo senso. Poi abbiamo muro naturale, eccolo qua, questo noi lo bagniamo e vediamo un totale assorbimento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo un prodotto che traspira completamente. Questo dà la garanzia della naturalità. Quindi abbiamo questo prodotto, un muro naturale,
che in sé è assolutamente naturale, ma ha diverse prestazioni in base alla protezione che noi gli diamo. Quindi, buon muro naturale a tutti.